Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho miei ospiti, il signor Adriano De Stefano, presidente dell'ENPA Treviso, e la signora Alessandra Muscari, responsabile del rifugio Santa Lucia. Allora, mi rivolgo prima al signor Adriano. So che in questi giorni c'è l'emergenza anfibi. Ce ne vuol parlare, signor De Stefano? Allora, molto volentieri. Per chi frequenta in questi giorni la zona dei laghi di Revina oppure il Montello si accorgerà che dall'imbrunire in poi per almeno 2 o 3 orette, diciamo dalle 5:30, 6 fino alle 8, 8 e mezzo di sera, ci sono dei ragazzi con dei giubbini catari frangenti, con delle torce e con un secchio in mano che vanno su e giù per la strada. Allora, questi disperati, che in realtà siamo noi, dal 2003 stiamo pattugliando le strade lungo i laghi di Revine e anche sul Montello per dare la possibilità agli anfibi in migrazione di attraversare la strada e quindi poter arrivare agli stagni o ai corsi d'acqua per deporre le uova. Ecco, questa è una azione che noi stiamo attuando dal 2003 in considerazione del fatto che prima di noi purtroppo non è mai stato fatto nulla. E questo ci dispiace immensamente perché gli anfibi stanno migrando da quando sono nati, ovvero sia forse qualche milionata d'anni. Poi siamo arrivati noi, abbiamo cominciato a costruire case e strade e purtroppo per loro attraversare la strada, seppure a volte anche sulle strisce pedonali, è successo a Revine e anche a Soler. A Soler abbiamo avuto una di queste sere anche un cinghiale che ha attraversato la strada sulle strisce pedonali. Ben educati, siete voi che fate ripetizione alla sera. Sì. Allora, in sostanza di cosa si tratta? Diciamo, per chi non conosce la specie, perché gli anfibi sono, come dire, innanzitutto degli animali notturni per cui a maggior ragione non li si conosce, ma non li si conosce anche perché essendo alla base della scala alimentare generalmente gli insetti, gli anfibi, diciamo così, la fauna inferiore è poco conosciuta in termini naturalistici, pur avendo una importanza fondamentale, perché la famosa biodiversità è determinata fondamentalmente dalla varietà delle specie inferiori piuttosto che delle specie superiori. Ecco, in ogni caso, allora, questi signorini che trascorrono l'inverno in letargo nei boschi, a un certo punto, quando le condizioni meteo sono ideali, significa attorno ai 10-12 gradi di temperatura e un'umidità molto pesante, ovvero sia sotto un acquazzone, questi così all'unisono escono dal bosco e partono per andare a deporre le uova nei corsi d'acqua o negli stagni. Naturalmente per fare questo devono assolutamente e necessariamente attraversare le strade. E in alcune circostanze strade molto secondarie, diciamo collinari, piuttosto che le strade interpoderali, è abbastanza verosimile che riescano a attraversarle indenni. Altre strade come la panoramica del Montello oppure la strada provinciale che collega Vittorio a Valdobbiadene effettivamente, e in considerazione del fatto che loro iniziano la migrazione proprio quando la gente, gli operai ritornano a casa dalle fabbriche, quindi è assolutamente impossibile attraversare la strada senza rimanere schiacciati. Allora, per risolvere questa situazione dal 2003 ci siamo attivati per dare la possibilità a questi anfibi di attraversare indenni la strada. Nel corso degli anni si sono attivati anche i 3 comuni interessati, nel caso nostro specifico, quindi Cison, Revine e Tarso, con le quali si è, come dire, instaurato un rapporto di collaborazione per cui i comuni alla nostra richiesta iniziano ad installare delle retine lungo il lato strada, retine alte
40 centimetri che servono ad impedire agli anfibi di attraversarle. Quindi in realtà questi escono quando è all'imbrunire, attraversano il tratto di bosco o di prato che riescono a fare, arrivano alla careggiata della strada, trovano le reti e lì le reti li bloccano. Dopodiché arriviamo noi, li mettiamo nei secchi, li portiamo all'altro lato della strada, li rilasciamo e continuano il loro percorso. Allora, i numeri di questa nostra attività sono veramente notevoli. Il sito messo insieme, quindi i due principali, Montello e Revine, della provincia di Treviso, è tra i più importanti d'Italia. Si parla di almeno 500.000 di salvataggi eseguiti in questi 14 anni. Sono circa 30.000 in zona Montello e 20.000 a Revine anno. Ci sono delle sere in cui riusciamo a trasportarne dall'altro lato della strada anche 2.000. Allora, fondamentalmente il problema che noi abbiamo è, da un lato, la struttura viaria che è quella che è, e purtroppo a differenza di quello che stanno facendo da decine d'anni ormai i paesi oltralpe, che prevedono dei sottopassi per cui gli anfibi arrivano, trovano delle barriere di cemento fisse, si spostano lungo la barriera, poi trovano dei tubi, infilano il tubo, attraversano la strada e se ne escono dall'altra parte. Purtroppo in Italia sappiamo bene che siamo alla preistoria per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, in particolare degli anfibi, per cui abbiamo fatto il primo step, che è quello delle retine. Speriamo che nel corso del prossimo millennio di riuscire ad ottenere anche i famosi rospodotti. Altro aspetto che ci preme sottolineare, magari per chi ci ascolta, adesso vi faremo vedere anche in anteprima un servizio, un filmato veramente eccezionale, e avremo la necessità di trovare degli altri volontari che venissero a darci una mano durante questa stagione di migrazione, stagione che dura grosso modo dai 30 ai 40 giorni. Eccolo qui, questo è il filmatino che io ho fatto l'anno scorso, il 14 giugno, e stiamo vedendo i cosiddetti metamorfosati, ovvero sia i girini che ormai hanno messo su le zampette, per cui a circa 3 mesi dopo la deposizione delle uova questi se ne escono dallo stagno e se ne tornano nei boschi da dove i loro genitori sono arrivati. Quindi, come vedete, la strada è praticamente lastricata di rospetti, ce ne sono veramente milioni, e questi dovrebbero riuscire a attraversare la strada indenni. In questa giornata in particolare siamo stati, o meglio sono stati, fortunati, perché a Revine c'era una manifestazione di triathlon per cui la strada era chiusa alle auto. Qualche bicicletta l'avete vista appena passare, però diciamo che il danno è molto relativo se la strada è chiusa. Diversamente non immagino che sarebbe una ecatombe. E allora questi signorini, come vedete, che sono grandi forse 1,5 centimetri, poi arrivano all'altro lato della strada e guarda caso si trovano questa parete di roccia da dover scalare. E allora adesso vedremo che qualcuno ce la fa, 1 su 1000 ce la fa, come si diceva una canzone di un noto cantante italiano. Ecco, va detto che la femmina, vi do qualche notizia così intanto che questo signorino fa la sua free climbing, stagione di free climbing. Allora, chiedo scusa, sì, avete delle reti, qualcosa per prenderle, o le prendete con le mani e lo mettete nel secchio come ha detto lei prima? Beh, gli adulti indubbiamente con le mani, i piccolini è impossibile senza fargli male, ma soprattutto è impossibile perché quando te ne trovi, non so, 2-3 mila, potrai salvarne 100 in tutta la mattina, ma 100 non sono nulla, quindi qui veramente quello che mi ha assicurato il sindaco di Revine è che nel momento in cui migreranno quest'anno chiuderà la strada, perché l'unica azione è quella che si spostino loro, perché uno alla volta dovremmo essere qualche centinaio noi per tentare di salvarne almeno la metà,
ammesso e non concesso che non si riesca anche a schiacciarli, perché veramente sono microscopici e di una delicatezza infinita. Ho capito. Ecco, volevo solamente sottolineare l'aspetto che le femmine, quindi le loro mamme, quando partono dal bosco, hanno nella loro pancia qualcosa come dalle 2000 alle 5000 uova, quindi considerate su 20.000 salvataggi si parla veramente di qualche miliardata di elementi, che poi circa 2 o 3 anni dopo questa andata che abbiamo appena visto nel filmato, questi signori partiranno a loro volta e inizieranno la migrazione. Saranno di circa 3 centimetri e quest'anno ne abbiamo già trovati 2, quindi fate conto che di tutti quelli che stiamo vedendo forse, non lo so, un centinaio riusciranno a diventare adulti, perché il rimanente diventa evidentemente, come in natura funziona, cibo per altri animali, perché in natura non è come Walt Disney ce la fa apparire, ma è un immenso supermercato. Ecco, quindi se qualcuno volesse venire a fare questa meravigliosa esperienza di salvataggio, noi assolutamente siamo disponibili. Posso dare, se è possibile, il mio numero, così mi chiamano. Certamente, dia pure il suo numero. Allora, il mio numero è il 347 5931 683. Chiamatemi pure, se non rispondo mandatemi un messaggio, vi richiamo io, oppure fate anche una mail, per chi crede, all'indirizzo treviso@empa.org. Saremo felicissimi di avervi come nostri collaboratori. Benissimo, signor De Stefano. Adesso parliamo un attimo con la signora Alessandra. La signora Alessandra è la responsabile del rifugio Santa Lucia. Ci racconti un po' di questo rifugio, signora? Allora, il rifugio di Santa Lucia di Piave in via Vanizza si occupa principalmente di ospitare quei cagnolini che hanno difficoltà a essere tenuti in famiglia per problemi economici, piuttosto che cambi di residenza e altri problemi che attualmente sono sempre più diffusi. Quindi noi ci occupiamo di ospitarli, di occuparci di loro finché non trovano una nuova casa. Ovviamente sponsorizziamo tantissimo le adozioni, le foto dei nostri cagnolini, ci attiviamo con svariati eventi per poterli pubblicizzare, dai tavoli informativi in centro città piuttosto che varie feste, raccolta fondi e tutto quello che serve per loro, quantomeno per la parte veterinaria, per il cibo, per qualsiasi altra necessità o problemi di salute, insomma, che un cagnolino può avere o meno. Questo per un breve periodo si spera, nel senso che speriamo sempre che restino in questo famoso rifugio meno possibile. Sono a volte cagnetti già abituati alle famiglie, dal cucciolo al cane anziano che ha bisogno di... Attualmente quanti ospiti avete? Attualmente 12. Quindi non sono molti, ma è un piccolo rifugio appunto momentaneo proprio per i cani che hanno già un microchip, quindi non sono semplicemente raccolti per strada perché abbandonati o ritrovati e non siamo in grado di dargli un proprietario perché appunto non hanno il microchip. Abbiamo dei cani di proprietà che appunto riusciamo a gestire per questo breve periodo, magari prima dell'adozione o magari passarli da una famiglia all'altra, insomma si spera, ecco, di aiutarli in questo modo. Ho capito. Ci sono anche gatti o solo cani? Al rifugio di Santa Lucia no, attualmente ci sono solo i cani. I gatti, ahimè, entro il 15 di marzo hanno ancora una locazione ma non l'avranno più. Dobbiamo cambiare la nostra attuale residenza e non sappiamo principalmente dove andremo. Qui non so se Adriano voleva approfondire più di me. Cerchiamo uno stabile, un locale, un negozio, un posto che possa accogliere i nostri amici, proprio perché soprattutto andiamo incontro al periodo di un'emergenza infinita
dove tantissimi gatti partoriranno, quindi avremo tantissimi micetti da accudire. Ancora vengono abbandonati piccoli, cassonetti della spazzatura piuttosto che sacchetti, fossi o altro. Abbiamo dei ritrovamenti che sembrano inverosimili, però abbiamo proprio questa emergenza verso la primavera, dove centinaia di gatti hanno bisogno di essere accuditi da noi volontari, e non avendo un posto dove farlo diventa ancora più drammatico, proprio perché ne affidiamo circa 600 l'anno. Quindi il nostro lavoro cerchiamo di farlo al meglio possibile, ma al quantomeno un posto dove poterli riparare. Chiunque possa donarci a un prezzo modico uno stabile, una stanza, un posto, ecco, dove poterli riparare, ci contatti pure e cercheremo di accontentarci. L'importante è poter avere un posto entro metà marzo. Quindi mi pare di capire che la prossima emergenza, penso che voi siete sempre in emergenza, sono i gattini. Sono i gattini. Allora, da fine marzo cominceranno le prime cucciolate a nascere e cominceranno i primi abbandoni. E gli abbandoni poi fino a settembre saranno una quotidianità, con un picco attorno a giugno. Allora, io sottolineo l'appello fatto da Alessandra, perché per noi è di vitale importanza, ma non per noi in quanto EMPA, quanto per i nostri ospiti, perché effettivamente, non avendo un luogo dove tenerli, siamo in condizione di rifiutare la richiesta di soccorso, l'emergenza, che ti chiamano, c'è una scatola con 5 gattini, dove li porto? Signora, io non so cosa dirle, perché la sede non ce l'abbiamo più. E allora l'appello accorato veramente che facciamo è, in attesa di avere, speriamo entro l'anno, finalmente la nostra sede, agognata da 10 anni. Sarebbe il famoso Gattile di cui si è parlato. Bravissima, il Gattile di zona, in zona Campidui, però se anche iniziamo domani, voglio dire, in ogni caso noi siamo sguarniti con una struttura, quindi se qualcuno ha un appartamento sfitto, dando per scontato che com'è lo lasceremo, quindi non è che abbiamo tigri che spaccano, i gattini sono piccolini, quindi tranquillissimi, non lo so, un capannone industriale piuttosto che un negozio sfitto. Benissimo, signor Adriano. Io vedo che c'è la signora Alessandra qui che sta fremendo perché deve fare un annuncio. Sì. Le passo la parola. Volevo sponsorizzare il nostro prossimo evento, che è il 5 di marzo presso la discoteca Odissea di Spresiano, dove abbiamo invitato Mister Italia, ovvero Andrea Luceri, in una serata dedicata unicamente a noi, di beneficenza, con antipasto, primo, secondo, dolce caffè, dove potete prenotare. È divertente e tutti i fondi ovviamente andranno ai nostri animali. Questo bellissimo ragazzo si è prestato proprio per la causa, quindi potete prenotare tramite le nostre pagine Facebook, piuttosto che il nostro sito dell'EMPA di Treviso, e vi aspettiamo numerosi, anche perché i numeri sono limitati, e sarà una serata molto divertente. Benissimo. Grazie. Ok. Noi per oggi abbiamo terminato, ma sicuramente avremo un filo diretto con l'EMPA. Io ringrazio il signor Adriano, ringrazio la signora Alessandra. A lei. E saluto tutti voi. Ancora una buona giornata. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Avete ascoltato Incontro con, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.